Io ho convocato una riunione con i sindaci del Veneziano per venerdì mattina. Dobbiamo renderci conto che ci sono degli obblighi istituzionali che fanno carico non solo alla prefettura ma che fanno carico anche agli enti territoriali. Dialogo e confronto sì, stop agli arrivi di nuovi profughi no. Parla chiaro il prefetto di Venezia Domenico Cuttaia che venerdì mattina incontrerà i sindaci della provincia. Nessuna possibilità di tornare indietro e di frenare l'accoglienza sottoscritta in un protocollo da governo, regioni e comuni 10 luglio scorso e ratificato anche dal Veneto. Inutile alzare barricate, insomma, si va avanti. Si tratta di trovare, diciamo così, un punto di equilibrio. Noi questo punto di equilibrio fino adesso l'abbiamo trovato attraverso una sistemazione diffusa presso strutture di accoglienza, presso piccoli alberghi di cui la popolazione praticamente non si è accorta. Circa 1500 le persone in arrivo. Per ora l'accoglienza a Venezia non ha mai avuto problemi di sorta in 14 mesi. Il problema dei posti resta. Ci sarà un comitato nazionale dell'ANCI il 4 marzo e porrò la questione per come è realmente nella nostra regione, che attualmente non ci sono posti, non ci sono, e quindi se non si trovano dei meccanismi che possono anche essere condivisi dalle comunità, temo che non li troveremo. Al tavolo nazionale dell'ANCI il Veneto presenterà la proposta di creare posti per l'accoglienza da un lato, ma anche di liberare risorse perché i comuni possano fare fronte alla crescente domanda di case da parte dei cittadini. Fermo il prefetto che riproporrà ai sindaci il modello seguito sinora, piccoli gruppi di persone sistemati in strutture o alberghi.